bordo della crociera della musica, arte e cultura napoletana e bentornati a tutti voi. State seguendo questo racconto che passa da una visita ad un concerto a naturalmente una chiacchierata con i nostri viaggiatori. Tanti arrivano da Napoli, dalle città limitrofe, tanti altri da territori esterni alla Campania e non solo alla Campania. Iniziamo a conoscere alcuni di coloro che ci stanno tenendo compagnia, o meglio dire, quelli che ormai sono diventati nostri amici e ci portano a sapere quali sono le loro emozioni. Prima volta a bordo della crociera della musica, arte e cultura napoletana, come l'avete conosciuta e che ne pensate? Con l'intelligenza artificiale, perché io seguo sempre i siti napoletani di divulgazione della cultura. E niente, su Facebook l'intelligenza artificiale, una volta di tanto è stata intelligente, mi è apparsa questa cosa. Siccome io seguo un posto al sole, ho visto lui e poi sapevo che Sarnelli è brava, il signor Colella idem, è stata un'occasione per conoscerli, è stata una cosa molto piacevole, bella. Ha chiamato l'agenzia e quindi abbiamo prenotato attraverso l'agenzia tutto il pacchetto. No, ma siamo rimasti colpiti per la grande accoglienza ed educazione. C'è una cordialità veramente unica e io mi auguro appunto che proseguano su questo cammino perché fa veramente la differenza. Cioè, nemmeno Firenze che tanto si vanta della cultura non ha l'educazione che ci hanno. Veramente ci hanno accolto tutti come se fosse persone che ci conoscessero. I napoletani lo riconoscono, sono gli unici veri signori in Italia ora. E se c'è chi arriva da fuori regione e conosce Napoli, conosce i napoletani, c'è anche chi invece da fuori regione rientra a Napoli e incontra quella musica, quel sapere che l'ha accompagnato nella sua crescita, lo rincontra qui a bordo della crociera. Ha dato tutto quello a me personalmente, tutto quello che volevo ritornando a Napoli. E questa è stata la grossa conoscenza nuovamente della lingua napoletana, perché chiaramente tanti anni vissuto a Roma e parlato romano e vissuto sono tornato napoletano, questo è importante e mi ha fatto ritornare napoletano questa crociera, a parte mia moglie che è napoletana, quindi vabbè, e questo è la cosa principale, ecco, questa crociera va data a tutti i napoletani perché è la lingua napoletana quella è importante e ce l'hanno dimostrato i vari personaggi bravissimi. Colella è favoloso, è inutile dirlo e vabbè, io sono innamorato di Colella, gli ho detto pure alla moglie non essere gelosa, ma sono innamorato di tuo marito. Io sono innamorata di Procopio, Francesco, perché è un personaggio che adoro e quindi quando ho saputo che qui in crociera c'era lui oltre che il professore, ho detto no, bisogna assolutamente andare. Prima volta che partecipa alla crociera Scoop Travel e se no da quanti anni? È la seconda volta. Noi veniamo da Miami, bensì io sono di origine pugliese. Sono cresciuto in Venezuela per 50 anni, adesso stiamo vivendo da 15 anni in Miami. E com'è che sceglie poi Scoop Travel e questa vacanza, questa crociera in particolare? Perché noi abbiamo avuto molti contatti con molte persone di molte regioni dell'Italia e in particolar modo quelli della Campania. Quindi per me non è estraneo né la vostra cultura, nel vostro modo di parlare, nel modo di essere, nel modo della gastronomia e quindi questa è la seconda esperienza che noi facciamo e speriamo che possiamo ancora continuare a farlo. Sentivamo un po' parlare di futuro, di ripetere questa esperienza, un'esperienza che tornerà, già l'abbiamo scoperto, ne stiamo parlando nel corso di queste puntate. Ma la forma di questa nuova edizione è già ben delineata, ce lo ricorda Francesco Spinosa. Siamo arrivati alla 18ª edizione, per i prossimi 3 anni abbiamo spiegato quello che faremo, quindi il progetto sempre dedicato alle scuole, la creazione di un direttore artistico che curerà più nei dettagli tutti i contenuti artistici e culturali e poi il miglioramento praticamente dei contatti nelle varie città che andremo a visitare, perché i napoletani arriveranno, canteranno e partiranno, ed è l'unico evento che fa una cosa del genere, un unico evento di promozione
del territorio e promozione del bene immateriale che è la musica e la cultura napoletana.